Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici dell'oroscopo, è tempo di novità insieme alle stelle di Radio.0 e allora anche in questo martedì 7 dicembre partiamo per il nostro viaggio tra i segni e iniziamo dall'Ariete. Tirate fuori un po' di determinazione anche laddove avreste voglia solamente di fare dietrofront in maniera magari non proprio coraggiosa. Date il vostro prezioso contributo evitando di pensare sempre che non ce ne sia affatto bisogno. Toro, il trigono lunare vi sospinge a scoprire più cose riguardo alla persona per cui provate un forte interesse che magari poi si trasformerà in attrazione. Avete la possibilità di ampliare in più la rosa delle vostre amicizie e conoscenze, non siate quindi troppo timidi. Gemelli, il film che avete scelto non si rivela granché, ma anche se avete sulle spalle questa piccola responsabilità non ve la prendete, capita a tutti alla fin fine. Migliorate invece i rapporti con gli altri, con un atteggiamento sereno e pratico, senza troppi giri di parole. Cancro, con la luna in Capricorno ci mettete il doppio a fare le cose oggi, forse però è anche per via del fatto che vorreste raggiungere la perfezione o quasi. Piccole crisi passeggere all'interno della coppia in questo periodo, non vedete l'ora che l'altro vi conceda carta bianca. Leone, portate avanti i vostri progetti non curanti delle proposte che sembrano condurvi fuori rotta, mantenete il controllo in ogni situazione. Anche se non potete eludere del tutto lo stress, si sa, trovate il modo per ridurlo ai minimi termini magari. Vergine, la luna vi facilita le cose a patto che non vi mettiate a remare contro la situazione. Perché andare controcorrente se potete piuttosto stare tranquilli? Seguite il flusso delle cose e mollatela un po' la presa, essere troppo rigidi infatti non vi aiuta per niente. Bilancia, la pignoleria di qualcuno vi farà perdere molto tempo prezioso e per questo potreste andare in escandescenza in giornata. Accettate però ogni possibile rimprovero, tutto può essere utilizzato per migliorare solo se non vi fate prendere subito dall'ansia di prestazione. Scorpione, gli ottimi rapporti della Luna con Marte nel vostro segno alimentano la vostra intraprendenza personale, superate ogni ostacolo con tranquillità. Nessun progetto vi spaventa tanto, sia che si tratti di questioni lavorative che di affari di cuore. Sagittario, attenzione all'ingenuità con cui potreste comportarvi in alcune circostanze in questi giorni, specie laddove non siete ferrati dovrete usare i piedi di piombo. In testa potrebbe regnare un po' di caos e un po' di agitazione, ma non preoccupatevi, è passeggero, è Mercurio che lotta con Nettuno. Capricorno, la congiunzione lunare con Venere vi guiderà verso scelte più raffinate, a volte non in linea magari con la razionalità che vi contraddistingue da sempre. Siete maggiormente alla ricerca di avventura, spinti da Plutone, ma per questa volta preferirete restare nei ranghi. Acquario, cercavate una soluzione semplice ad un annoso problema, senza rendervi conto però che ce l'avevate proprio ad un palmo di naso, a portata di mano. Meglio tardi che mai alla fine, l'importante è raggiungere l'obiettivo desiderato in un modo o nell'altro. E chiudiamo infine con i pesci. Siete tra i favoriti della Luna, ma nonostante ciò la quadratura tra Mercurio e Nettuno vi renderà incostanti, perciò è su questo che dovrete lavorare in questi prossimi giorni. Anche se vi trovaste di fronte a piccole difficoltà, non demordete, ricordatelo, continuate a lottare strenuamente, questo è il consiglio delle stelle. Ed è tutto quindi anche per oggi dal nostro oroscopo, appuntamento a domani con tutte le novità, intanto una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0